L'avvocato Daniele Natalia è il nuovo sindaco di Anagni. Con il 55,14% delle preferenze, al ballottaggio di domenica 24 giugno ha conquistato la guida della città dei Papi. Il centrodestra conquista così la città di Anagni. Il nuovo sindaco infatti ha superato il suo avversario Daniele Tasca di Casa Pound e Liste Civiche, che si è fermato al 44,86%. È un risultato assolutamente soddisfacente, anzi sono veramente contento perché significa che la città ha scelto con convinzione una strada, una proposta amministrativa e i risultati mi hanno dato ragione. Una campagna elettorale lunga in cui non solo il candidato sindaco ma tutta la squadra sia impegnata sui contenuti del programma. Ho impostato la campagna elettorale esclusivamente sulla discussione dei programmi, cercando di trasmettere agli anagnini questa visione della città, di quello che sarà la nostra città, e ho cercato assolutamente di evitare qualsiasi contrasto, anche se purtroppo qualcosa ho ricevuto non volendo. Una vittoria che il neosindaco dedica alla città. Alla città di Anagni e in particolare a tutte le persone che mi sono state vicino, perché in questi 4 mesi di campagna elettorale ho avuto vicino non dei candidati ma degli amici veri con i quali ho condiviso gioie, dolori, nel senso fatiche, ma poi tutto il risultato ci ha compensato di tutto il lavoro fatto. Tra i primi impegni che il neoeletto sindaco Natalia ha confermato c'è l'incontro con il presidente della Regione Lazio Zingaretti per parlare della riapertura del pronto soccorso di Anagni. Allora, il primo atto da sindaco l'ho promesso, era una promessa che ho fatto agli anagnini, sarà quella di prendere appuntamento con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per chiedere la riapertura del pronto soccorso. Daniele Natalia succede all'ex sindaco Fausto Bassetta del Partito Democratico, decaduto lo scorso febbraio dopo la crisi politica con le dimissioni di 11 consiglieri comunali. Partito Democratico che nelle elezioni amministrative ha raccolto solo l'11% delle preferenze. Sicuramente la politica, io dico sempre che ormai è dinamica, non è mai statica, come è stato per il centrodestra che c'è stata una sorta di involuzione e quindi anche il PD purtroppo per loro sta vivendo un momento di confusione, ma sono convinto che come tutti i grandi partiti strutturati riuscirà anche il PD a ritrovare la via e ad essere di nuovo un valido e ottimo competitor.